molti già la presentazione l'ha fatta Piero Arcurio. Io intanto mi voglio associare ai ringraziamenti per essere qui presenti questa sera, con la speranza che noi possiamo dare il nostro contributo, e vi ringraziamo per ascoltarci, e anche con la speranza che questo ascolto diventi una condivisione per la presentazione del nostro progetto, delle nostre idee da portare avanti in questo paese con un nuovo modo, almeno cerchiamo di imprimere un nuovo modo di fare politica, perché riteniamo che la politica debba necessariamente ricondursi a una nuova dimensione del territorio a Villafranca, che non inteso come solo da un punto di vista ambientale, ma territorio inteso come vicinanza alla gente, alle famiglie e alle persone che lo abitano. Questo territorio che in passato ha vantato ed è stato un fiore all'occhiello per l'economia messinese, e che oggi purtroppo è divenuto un fiore appassito. Noi vogliamo che la politica, chi amministra questo territorio, sia più vicino alla gente. Nuovamente Villafranca è nato esclusivamente per questo. Cerchiamo di fare del nostro meglio per portare alla gente, per essere più vicini ai loro bisogni che fanno parte della vita quotidiana di tutte le persone che abitano la città di Villafranca, di tutti coloro che lo vogliono ancora continuare ad abitare e che in questo paese vogliono condividere la speranza di una vita dignitosa. Non pretendiamo, come ho già detto in passato, di avere la bacchetta magica e risolvere i problemi delle persone, della cittadinanza tutta, però riteniamo quantomeno di avere un progetto che ci auguriamo possa trovare la vostra condivisione. Un progetto realmente realizzabile, però per poter portare avanti questo progetto abbiamo necessità del vostro appoggio. Vostro appoggio che stiamo qui a chiedere stasera, perché la prossima domenica, come tutti sappiamo, ci sono le elezioni, e qui noi chiediamo di esprimere alla cittadinanza un voto che deve essere un voto libero e sicuramente un voto non di natura clientelare, perché molti propendono perché il voto libero sia realmente un voto utile. In realtà soltanto il solo voto libero è utile alla democrazia e non certamente alle logiche clientelari che hanno cercato di gestire determinati passaggi della politica e del nostro paese, e anche quello dell'intera politica italiana, come tutti ben sappiamo. L'unica speranza, e quindi questo è il nostro appello che noi portiamo a voi. Noi siamo come siamo, quindi le persone ci debbono accettare per quello che siamo, senza rappresentanza di tipo politico. Ognuno di noi ha delle competenze in determinati settori, cerchiamo di fare conoscere a tutti voi le nostre competenze e il nostro bisogno di stare con voi, tra la gente e per la gente. Non voglio dilungarmi oltre, perché voglio lasciare la parola anche agli altri, però ricordatevi in ogni caso che per quanto ci riguarda ci riterremo, a prescindere da come vada a finire questa tornata elettorale, pienamente soddisfatti per averci speso per la cittadina di Villafranca, per cercare di venire incontro alle esigenze di questo comune, e nel tentativo comunque di farlo un pochettino risorgere dalle sue ceneri, come l'Araba Fenice. Noi siamo, come un filosofo messinese di 2000 anni fa, oltre 2000 anni fa, dice Arco, per l'arte del fare e non solo per il dire. Cerchiamo di spenderci perché possiamo portare avanti questo progetto che mi auguro trovi sicuramente il vostro riscontro, e di conseguenza
il resto lo lasciamo decidere a voi. Noi siamo nuovamente Villafranca. Grazie.